Nell'ambito dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario di Pirandello, oggi ospitate una importante mostra, uno spaccato molto intimo di Pirandello. Sì, oggi la mostra di Pirandello, l'epoca e la famiglia, attraverso le immagini ma anche attraverso i documenti, a cura di Sara Muscara-Zappulla ed Enzo Zappulla. Una mostra ricca, accompagnata anche da un ricco catalogo con foto inedite, con descrizioni della famiglia, della vita privata e così anche attraverso le foto, per cui diciamo ci avviciniamo ancora di più a Pirandello, conosciamo questo artista universale anche nei suoi momenti privati, quindi questo ci consente anche di capire meglio il suo modo di lavorare, la sua opera, diciamo la sua stessa vita. Nell'ambito delle manifestazioni per il 150esimo della nascita di Luigi Pirandello si sono organizzate manifestazioni in tutta Italia, ma credo anche all'estero, tantissime in Sicilia e molte delle quali ad Agrigento, e questa è una manifestazione che rientra proprio in questa organizzazione. Abbiamo voluto proprio promuovere questa iniziativa della professoressa Zappulla, che è una raccolta proprio di fotografie inedite della famiglia di Luigi Pirandello, e questo è uno dei tanti modi per ricordare un uomo illustre che è figlio di questa terra. La Zappulla Muscarà non è affatto nuova a queste operazioni e lei è anche l'autrice di quell'importantissimo lavoro su Stefano Pirandello, sull'opera di Stefano Pirandello, che è un po' la figura che nel tempo è stata in qualche modo trascurata dagli studiosi nel ruolo che ha avuto nell'opera pirandelliana in generale, nel rapporto con il padre. Sara Zappulla Muscarà, grande studiosa, docente universitaria, qual è il suo rapporto con Pirandello per comunque arrivare alla realizzazione di un lavoro di questo tipo? Beh, è frutto di anni di ricerche, soprattutto di materiale inedito che coinvolgesse l'intera famiglia, una famiglia di grandi scrittori che ha svolto, una famiglia anche travagliata, che ha molto sofferto, però che ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura internazionale, e quindi in un'epoca che è stata piena di fermenti culturali e che ha visto appunto quindi Agrigento, che è patria di Luigi, che ha visto questi geni di straordinaria grandezza. I Pirandello, cioè oggi non si può più parlare solo di Pirandello, che significherebbe Luigi, la famiglia comprende anche un altro diciamo grande artista che è Fausto, il pittore, e anche la figura e l'opera di questo figlio primogenito che ha molto sofferto, perché un cognome di questo genere per chi come lui voleva fare il drammaturgo e il narratore era difficile da portare, e quindi ha fatto questa scelta di essere un autore postumo. La Sicilia è una terra di grandi risorse che ci auguriamo possono essere sempre più e sempre meglio utilizzate, valorizzate e spese perché si realizzi quell'integrazione fra beni culturali, turismo e enogastronomia per realizzare quello che si chiama il nuovo patrimonio immateriale. In questo sicuramente una delle risorse e una delle grandi realtà della Sicilia che ci può dare un momento di anche qualificata crescita e anche la ricorrenza su Pirandello.